le note dell'inno di Vivaldi, i militanti di Veneto Stato salutano il nuovo segretario del partito Antonio Guadagnini e il nuovo presidente Lucio Chiavegato. I vertici del movimento indipendentista sono stati votati dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea al termine di un congresso segnato da un acceso dibattito interno. È proprio la forza e la determinazione che le persone hanno dimostrato oggi esponendo le proprie idee che ci dà la forza di capire che c'è un forte radicamento al territorio, le persone lottano e si battono perché credono in qualcosa. Se fosse stato un congresso moscio vorrebbe dire che era anche un partito moscio, quindi noi andiamo avanti su questa strada qua. Una strada che promette di non passare mai da Roma, diversamente dalla miriade di partiti che negli ultimi 30 anni hanno rivendicato con accenti diversi una maggiore autonomia per il Veneto. Ogni tentativo di trattare con lo Stato centrale si è rivelato un fallimento, calca la mano Guadagnini, come dimostra anche la mia esperienza. Ero riuscito a portare 400 sindaci veneti a Montecitorio per chiedere di trattenere nei comuni il 20% dell'IRPEF, ma poi dalle sedi romane dei partiti arrivò l'ordine di fermarsi e tutti obbedirono. Non faremo mai più lo stesso errore. Abbiamo provato in tutti i modi a dialogare con l'Italia per avere qualcosa, non tutto come stiamo chiedendo adesso, ma ci è sempre stato risposto di no. Ci ha provato la Lega, ci ha provato nel mio piccolo io, ci ha provato Lucio Chiavegato, ci hanno provato in tanti e siamo sempre allo stesso punto. Abbiamo capito che la cosa più semplice da fare è quella di prenderci la libertà totalmente, non ci accontentiamo più di mezze misure, sappiamo che comunque non possiamo raggiungerle. A questo punto chiediamo ai veneti di votare per l'indipendenza, perché con l'indipendenza noi saremo padroni del nostro destino e del nostro futuro. Senza dubbio, prevedono gli indipendentisti, sapremo fare meglio per noi stessi di come siamo stati trattati finora dall'Italia, uno Stato che del resto ha i giorni contati. Ormai la situazione economica e finanziaria di questo paese qua è alla fine, siamo veramente arrivati non alla frutta ma anche al caffè all'amaro, ormai l'abbiamo già bevuto. Ormai ci stanno raccontando solo frottole, dai vari telegiornali ai vari esponenti di partiti politici italiani ci raccontano balle, ormai stanno secondo me solo nascondendo la verità dei fatti che è la fine di questo paese qua. Quindi credo che per la cultura e per tutte le nostre ambizioni dobbiamo per forza lottare per l'indipendenza del Veneto, perché anche storicamente ci viene e ce la dobbiamo prendere. Stanno arrivando al pettine tutti i nodi di anni, di decenni di malaffare, di malcostume, di mala politica a cui nemmeno la Lega è riuscita a porre rimedio, anzi, per cui è chiaro che il Veneto non può altro che sperare che questo partito possa, svilupparsi, crescere per avere, una voce indipendentista autonoma che curi proprio gli interessi del Veneto, come fanno la Südtirol-Volkspartei, come fa l'Unione Valdôtaine. Avete visto che quando vi leggiamo che Trento e Bolzano sono le città dove si vive meglio in Italia ci sarà una bella ragione, no? Altro che federalismo fiscale.